Saturday Wine siamo una bellissima spiaggia, siamo in Oltremare, uno dei posti più belli, più glamour, più fascinosi, ma anche se vogliamo insomma più pacifici e rassicuranti dell'estate italiana, e non ci fa molto piacere incontrare con Diego, anche perché insomma voglio dire siete là, siete così vicini a Luni, questa strana terra di mezzo tra la Toscana, la Liguria e l'Appennino, dove nascono vini un po' particolari. Diego, ecco, il tuo vino come mai sta bene qua in spiaggia? Sta bene qua perché appunto come dicevi tu nasce qua vicino, nasce in terre appunto simili a queste. Ad esempio quello che sta assando ora, che si chiama Oscusea, bianco, che nasce dalle nostre 4 uve principali, il Vermentino, l'Alfarola, Malva Silicaria e anche un po' di Greco, in un terreno molto vicino al mare, nella zona di una piana di Luni, con terreni sabbiosi, appunto a pochi chilometri dal mare. E il risultato è un vino fresco, piacevole, e nel contesto di questo di quelli che rappacificano subito col mare, queste sensazioni floreali, ma anche questa gestosità, queste note anche mediterranea di erba, veramente un vino particolare, anche per dargli questo nome greco, no? È veramente un vino molto ancestrale, che ci tocca molto, è un vino che ci colpisce molto e che vi consiglio perché vedete è un vino, come dire, l'atmosfera, parola che mi piace usare per certi vini che evocano qualcosa. Però avevamo detto prima una delle più famose che si chiama Terra, ed è in purezza, però ne troviamo molto poco. Impurezza, indicata impurezza è difficile da trovare. Spesso nel bacio, impurezza è una realtà, in particolare che esige attenzione e ma se si riesce a trovare la giusta condizione, esprime un'identità, un carattere particolare, rispetto al classico, ha questa vena fresca, anche molto fine e molto delicata, anche un'eleganza diversa rispetto a penso si parli perché l'ho visto in qualche modo nascere anche nella prima annata che abbiamo fatto 4-5 anni fa, però concordo assolutamente, ha anche un po' più di acidità. Sì, andiamo adesso, sapete che i vini che vanno più di moda sono quelli che hanno una spinta acida maggiore, meno frutto e più concentrazioni balsamiche quasi, soprattutto in mole salito nel romano, che giustamente la mentuccia, la salvia, ecco, non so se mi ho messo fame perché anche a rammentare questi odori uno pensa subito a mangiare, no? Da abbinarci, però questo è anche un vino bianco a taglio, no? Assolutamente sì. Quindi piatti di pesce, una trittura, su quello quindi no, ma questo è veramente un vino che invita, che è uno di quei vini che accompagnano senza sovrastare il piatto, che è sempre una misura di eleganza e di raffinatezza. Grazie mille Diego, è sempre un piacere. Grazie a voi, è un piacere secondo me.